La collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggia la cinta San Teodoro. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Il penultimo convegno all'ippodromo Pinna di Sassari ha regalato il doppio di giornata al team di Fabrizio Pinna, replicando a distanza di 14 giorni le vittorie con Vanda e Tegel con gli stessi interpreti. Vanda ha siglato la condizionata per Anglo Arabo Anziani, disputatasi sui 1500 metri. Partenza fulminea di Zirra che imposta frazioni iniziali da sprinter, seguita dalla coppia Venere Yogi da Claudia. A contatto Vanda non perdeva il treno. Addirittura finale si accende la bagarre, con Zirra arroccata allo steccato che subisce l'attacco di Venere che passa al paletto dei 200. Ma a centro pista si accende Vanda sotto la spinta energica di Gavino Sanna. I due finiscono a fruste alzate, con Vanda che riesce a portarla a casa di una corta testa scarsa. Al terzo posto resisteva Zirra su Yogi da Claudia. Terza vittoria stagionale per il figlio di Spanico Saura e Nevadia, oltre ad aver primeggiato anche in altri contesti. A fine gara le parole di Gavino Sanna e del signor Alessandro Nencini, proprietario di Vanda. Gavino, ti stai specializzando in questi arrivi al fotofinish? Gliel'hai detto Obama, sai? No, non l'ho fatto in tempo, dai. Ero più concentrato perché lui è un cavallo che fa di distanza. Ti abbiamo visto in difficoltà. Ci ha messo tanto a mettersi sulle gambe, dai. Meno male ancora di qualità, nel senso, quindi alla fine sulla distanza in fondo un po' è uscito fuori, dai. Sì, ti ha dato... Sì, quegli ultimi 200 metri che magari ha trovato Venere un po' stanca, lui a quel momento lì si è proprio ingambato e ha preso la pedalata giusta. Poi tu ci credi fino all'ultimo, quindi è bastato per portarla sì, dai, a un casa. po' lo conosco, quindi... sì. Complimenti, Gavino. Grazie. Anche Tegel ha concesso il bis, siglando la prova riservata ai gentleman, interpretato con fiducia da un sempre più convincente Marco Gaias, tatticamente impeccabile in sella al portacolori della scuderia della signora Giovanna Pinna. Gaias, una volta conquistata la leadership, ha preso le misure agli avversari, imponendo un ritmo blando, intervallato da qualche accelerazione. Dietro si adeguava il drappello con la favorita Lorquin e San Marcos che restavano a contatto. I due inseguitori impongono il proprio affondo al battistrada nell'ultima piegata. Il duello è continuato per tutta la retta, con Tegel impegnato qui sul palo a respingere prima San Marcos e poi l'insidiosissima Lorquin. Al quarto posto terminava Crick Moon. Dunque seconda vittoria consecutiva per Tegel. A fine gara le voci di Marco Gaias e quelle del lead del team Pinna Federico Tuferi. A Perla. Dai, sembra andare bene. Ormai. Dimmi qualcosa tu di Tegel. Sì, che è un cavallo molto particolare, anche oggi si ferma quando si trova un po' da solo, tende a fermarsi, poi quando c'è il contatto è un altro cavallo, ha davvero tanta qualità. Ho visto però che stavolta ha reagito quando si è presentata all'ordine. Sì. No, non c'è cavalli appresso, va sempre... È possibile che cerchi un po' lo steccato per andare via? No, lui ha bisogno del contatto, quando si trova solo anche andare giù alle gabbie rompeva le scatole. Lui vuole la compagnia e basta, voi è un gran cavallo. Si sente dal fiatone che ti è impegnato. Complimenti. Grazie. Marco. Complimenti. Federico Tuferi, il lead della scuderia Pinna, parlaci un po' di Tegel. È un cavallo con grandi potenzialità, un po' di carattere, però sembra con questo modo nuovo di correre sta andando molto bene. È un cavallo che potrebbe dare molto di più, però... La mattina si sa che fa vedere ben altro, però in corsa ancora non riesce a esprimere. Ancora non riesce a esprimersi al meglio, però dai, va bene così. La tua idea credi che possa progredire, visto che comunque la stagione è ancora lunga? Sì, mo vediamo Villa Cidre, un cavallo che fa bene anche alla sabbia, quindi puntiamo a Villa Cidre. L'aspettiamo a Villa Cidre. Certo. Complimenti comunque per tutto il team, li girate e tu ovviamente girati a tutti. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.